Siamo in compagnia di Adriano Madaro, uno dei più grandi sinologi al mondo che noi abbiamo la fortuna di avere qui in provincia di Treviso. E con lei, dottor Madaro, cercheremo di discutere di tanti argomenti che riguardano l'Asia, un paese che affascina molto gli italiani, ma che non è in realtà così conosciuto. Un paese, un continente, forse il continente del XXI secolo. Perché fino al XX secolo il mondo è appartenuto alla cultura occidentale, che ha spadroneggiato. Ora è il momento, dicono in tanti, dell'Asia, della Cina, dell'India, e partirei proprio da questo. Molti paragonano questi due paesi, la Cina e l'India, si parla addirittura di impero di Cindia, dicendo che l'influenza della Cina e dell'India sul mondo può essere la stessa. Addirittura a livello di popolazione l'India sarà lo stato con più abitanti al mondo, per quanto riguarda la Cina invece sarà la vera superpotenza del futuro. Possiamo fare questo tipo di, abbinamento? È un abbinamento spericolato, perché stiamo parlando di due realtà che sono diversissime e per certi aspetti contrapposte. L'India è stata a lungo una colonia degli inglesi e ha in qualche modo recepito una qualche, tra virgolette, civiltà occidentale. La Cina invece è stata una colonia riluttante, perché si è sempre opposta ad essere colonia, tanto è vero che ha ingaggiato due guerre straordinarie, le guerre dell'oppio, contro la Gran Bretagna che voleva imporre l'oppio come droga non soltanto per impossessarsi di un paese e quindi istupidire la gente, ma perché era l'oppio una moneta di pagamento per tutto ciò che gli inglesi rubavano alla Cina. Ecco, c'è un dato significativo che secondo me andrebbe evidenziato. Il ritardo della nazione italiana nel concepire la forza della Cina sia dal punto di vista economico che dal punto di vista culturale rispetto ad altri paesi come la Francia o alcuni paesi del mondo anglosassone. Ecco, questo quanto può incidere per il futuro del nostro paese, dell'Italia? È una colpa irrecuperabile, perché noi avevamo fin dai tempi di Marco Polo un privilegio di primato con la Cina. Allora era l'impero mongolo, d'accordo, però fin da Marco Polo noi abbiamo goduto di buona stampa, come si potrebbe dire in Cina. E poi soprattutto nell'epoca, diciamo, della dinastia Ming, intorno tra il XV e il XVI secolo, non dimentichiamo che i gesuiti, italiani soprattutto, hanno intessuto con l'impero cinese dei rapporti talmente stretti nell'ambito culturale, scientifico e politico che noi dovevamo essere la guida spirituale della Cina e la Cina è la guida di tutto ciò che era il bello nel mondo prodotto, che era prodotto dalla Cina. E poi abbiamo avuto una serie di alleanze nella storia, fino anche a Mussolini con Chiang Kai-shek, e poi è stato perso tutto, perché nel 1938 improvvisamente Mussolini ha tradito la Cina, è passato con il Giappone, con l'asse Roma-Berlino-Tokyo, e poi da quel momento noi non ci siamo più risollevati nei rapporti con la Cina, perché anche a partire dall'immediato dopoguerra noi siamo rimasti vincolati alla politica americana, che non riconoscendo essa la Cina non dovevamo riconoscere neanche noi che eravamo dei sudditi politici degli americani. La cosa strana è che i cinesi ci vedono come i cugini, se noi li accettiamo, come i cugini dai quali imparare, i cugini eruditi che hanno civilizzato il Mediterraneo, l'Italia, questo grande nome anche nella storia, quindi abbiamo avuto tanta ammirazione da parte della Cina, mentre noi no, noi classifichiamo la Cina per quello che vediamo che sono i cinesi che sono emigrati. Però io mi ricordo, perché avendo qualche anno più di voi, mi ricordo perfettamente negli anni 60, 70, prima dell'apertura diplomatica, che si diceva: ma guarda questi cinesi, come fanno a vivere in quelle condizioni, così poveri, tutti vestiti uguali, tutti con la bicicletta e non hanno il passaporto, non possono uscire, ma che vita è, ma come fanno a vivere in quelle condizioni?
La situazione è totalmente cambiata, i cinesi hanno cominciato ad avere i soldi, hanno cominciato a viaggiare, a vestire bene. Si tratta sempre di una parte della popolazione cinese che però non ha una cultura, una preparazione e anche non ha i mezzi, o non li aveva, perché adesso hanno i soldi, che tanti in Cina avevano 20 anni fa, all'inizio delle riforme. E quindi è ovvio che una riforma economica butta ai margini una parte della società, e questi sono venuti qui, come sono andati in Francia, sono andati in America, sono andati in Germania, ovunque, senza disturbare granché, perché hanno fatto dei loro ghetti, vivono delle loro cose, si prestano i soldi tra di loro, qualche volta può accadere anche un fatto negativo di cronaca, ma molto limitato, disturbano poco, li senti poco. Però hai qualche avversione a qualcuno che è così lontano, che ha gli occhi tagliati in quel modo, che ha una lingua incomprensibile, che ha delle usanze che non si possono condividere, e tutto questo poi non muoiono mai, si dice, invece anche questo si può spiegare perché, e quindi c'è nell'animo popolare nostro non informato, c'è questo senso di chi va là nei confronti del cinese. E quindi il contributo che cercheremo di dare ai nostri lettori tramite la rubrica che lei curerà all'interno di QDP Conoscere, quindi questa rubrica particolare del quotidiano del Piave, sarà proprio quella di sfatare tutti questi pregiudizi. Sì, sono pregiudizi sciocchi che non danno alcun risultato, anche perché secondo quello che io ho imparato andando in Cina, e io vado, vengo, vedo, e posso portare una parola da una parte all'altra di maggiore amicizia, di maggiore comprensione, anche perché a forza di riflettere io ho cercato di capire la differenza tra noi e loro dove sta. Sta nel fatto che noi, il mondo occidentale, comunque italiani, abbiamo 2000 anni di civiltà ebraico-cristiana sull'innesto della filosofia greca, dove l'individuo è sacro. Platone. Ecco, dove l'individuo è sacro. Mentre la Cina ha 2500 anni di civiltà, di filosofia confuciano-taoista, dove l'individuo di per sé è pericoloso perché è portatore di egoismi, sì. Mentre nella massa l'individuo si realizza come contributo per il bene comune. E queste due posizioni, in mezzo ci sta il problema della democrazia. E noi la ringraziamo. Grazie a voi.